Giuseppe Di Rosa, candidato a sindaco, oggi la presentazione del primo assessore, una donna. Ecco, parliamo di questo obiettivo, di questa candidatura, con quali risultati penserai di ottenere? Ma guarda, noi lottiamo per vincere, non posso pensare di perdere. Stiamo iniziando a presentare i nostri assessori. Oggi la prima, Valentina, è una persona conosciutissima, ha scritto il libro, conosciutissima perché è una mamma di un bambino autistico. Lei rappresenterà in toto l'amministrazione Giuseppe Di Rosa nei servizi sociali, non si occuperà solo esclusivamente di questa materia, ma bensì di tutto ciò che gira attorno ai servizi sociali, ad iniziare dai problemi psichici che affliggono tantissime famiglie agrigentine. Ricorderei a tutti che l'unico ad Agrigento a essersi incatenato davanti al comune per aiutare i malati psichici è stato Giuseppe Di Rosa. Non lo dico oggi, ma è storia. È storia che ad Agrigento l'unico che si è speso per queste problematiche ha un nome e cognome, Giuseppe Di Rosa. Ho scelto il top per questa categoria di assessore, sceglieremo il massimo che potremo riuscire a scegliere anche per altre materie. Certo non metteremo il medico allo sport, metteremo il medico nella sanità, metteremo uno sportivo, un manager dello sport, lo metteremo nello sport. Noi stiamo preparandoci a governare, ad amministrare la città di Agrigento, la più bella città dei mortali. Oggi una nota critica sulla Sagra. No, note critiche per la Sagra no, assolutamente. Posso criticare il fatto che Agrigento in questo momento non è pronta a spendere 807.000 euro. Non si possono spendere 807.000 euro per una kermesse che viene lanciata a 4 giorni dall'inizio, per una kermesse della quale i volantini, l'opuscolo viene stampato a 4 giorni. Noi abbiamo fatto stampare il nostro opuscolo e siamo ancora a 100 giorni dalle elezioni nel momento in cui lo stampiamo. E noi non dobbiamo pubblicizzarlo a livello né provinciale, né regionale, né nazionale, né internazionale. Non puoi andare alla BIT del 2026 a presentare la Sagra del 2026. Con noi la Sagra sarà gestita dalla fondazione. Oggi tutti parlano di fondazione. No, la fondazione c'è già, è la Pirandello, come dicevo che la fondazione Pirandello poteva organizzare Città della Cultura. La Pirandello, la fondazione del comune di Agrigento, si occuperà della Sagra e di tutti i festeggiamenti possibili e immaginabili, anche dell'organizzazione di concerti. Non possiamo lasciare spazio solo ed esclusivamente al privato che porta i soldi nelle sue tasche. Il comune diventerà, con Giuseppe Di Rosa sindaco, un comune manager. Noi non lasceremo spazio a chi che sia perché gli dobbiamo un favore. Noi non daremo l'esternalizzazione degli impianti sportivi perché poi chiederemo a quelli che li gestiscono di candidarsi nella nostra lista. Noi creeremo le società di servizio che andranno a gestire tutti i servizi del comune manager. Ecco, lei ha scelto di aderire al movimento di Giuseppe Di Rosa, a questa candidatura. Ecco, cosa pensa di realizzare nell'ambito della sua delega, se ovviamente sarà eletta? Allora, il mio progetto che presento oggi si chiama Serve un villaggio. Ho ideato questo progetto facendomi ispirare da un detto africano: It takes a village to raise a child. Serve un intero villaggio per crescere un bambino. Ecco, vorrei che Agrigento diventasse una città a misura di bambino, a misura di famiglia e soprattutto a misura di famiglia che vive quotidianamente con disabilità, quindi di famiglie di caregiver. Ecco, lei crede che fino adesso poco è stato fatto, non ci sono state queste condizioni in questo settore? È stato fatto veramente molto poco e da madre di un bambino autistico che vive quotidianamente questa condizione vorrei incrementare i servizi per le famiglie che vivono la disabilità, soprattutto riguardo alle neurodivergenze. Ancora molto c'è da fare molta sensibilizzazione e molto supporto alle famiglie in questa direzione, quindi il mio impegno sicuramente sarà in quella direzione, ma non solo. Ecco, il suo sarà un progetto aperto? Sì, assolutamente. Serve un villaggio, è un progetto aperto, l'ho definito open source per questa ragione. Infatti vorrei rivolgermi alle famiglie di caregiver, ai professionisti e a tutti gli operatori del settore di darmi dei suggerimenti, di scrivermi, di farmi delle richieste. Ho ideato una casella di posta elettronica, serveunvillaggio@gmail.com, alla quale possono scrivermi e inviarmi tutte le loro proposte e io le sarò ben lieta di leggerle.